Cari telespettatori, siamo con Stefano Facci, segretario SPCGIL di Verona, e parliamo dei campi della legalità organizzati dallo SPCGIL in collaborazione con Libera, rivolti ai più giovani. Che cosa sono, segretario? Sono delle occasioni per fare in modo che i ragazzi possano partecipare a questi eventi che affrontano le tematiche appunto della legalità costituzionale, le questioni relative ai diritti, uno scambio generazionale con chi giovane non l'è più, e sono dei luoghi che si svolgono, delle attività che si svolgono su dei beni confiscati, e perciò c'è la possibilità di fare con loro un percorso, la dico così, anche educativo oltre che ludico, perché ci si diverte anche ai campi, ma è un percorso formativo che li educa un po' alla socialità e alla cittadinanza. È riduttivo dire che in Veneto ce ne sono 9, perché poi in realtà quando voi parlate dei campi ci si può iscrivere in tutti i 115, se non sbaglio, che sono in Italia, quindi sono veramente molte le opportunità. Cioè uno da Venezia potrà iscriversi giù in Campania, per esempio. Sì, è possibile sul sito di Libera, Estate Liberi, è possibile selezionare per i periodi e i luoghi di oltre 100 campi, per cui anche qua ci sono campi per minorenni, ci sono campi appunto per maggiorenni, è possibile anche vedere che tipo di programmazione c'è, ci sono dei campi dove ci sono vere e proprie attività lavorative la mattina, il pomeriggio è sempre dedicato ad aspetti di approfondimento, didattici, di confronto con esperti magari relativi a certe tematiche, ma uno può scegliere davvero su un carnet molto ampio. Tra l'altro anche lavorare la terra, fare dei murales, suonare gli strumenti musicali, confrontarsi con altri coetanei, con altri ragazzi che provengono da altre parti d'Italia, quindi è un'occasione di confronto non solo con voi del sindacato, con le forze dell'ordine, con tutti coloro che intervengono a parlare di legalità, giusto? Ma anche tra giovani che esulano dai percorsi ordinari, no? Sì, diciamo che da questo punto di vista la possibilità di iscriversi, abbiamo trovato ai campi anche gente che giovane non era, e perciò hanno avuto esperienze davvero di socializzazione. Lo scambio di esperienze di chi magari certe cose le ha vissute, e magari prendere dai giovani quella che è un po' la visione, la spinta verso il futuro, è davvero arricchente e utile per tutti quanti. Quali sono le tematiche più importanti che vengono trattate nei campi in genere? Allora, è quella relativamente appunto, come dicevo, alla legalità, ai diritti, che ovviamente sono la base appunto della nostra Costituzione. Ci sono questioni, ad esempio con i ragazzi parliamo del ciberbullismo, delle tematiche che sono l'utilizzo dei social, incontriamo le amministrazioni comunali e facciamo in modo di parlare con le associazioni come Libera, che li organizza, ma anche come Avviso Pubblico, che con le istituzioni ha un lavoro molto, molto assiduo. Incontriamo le associazioni del territorio per capire magari in quel determinato territorio quali sono le problematiche, perciò chi va in Campania, in Calabria, in Sicilia o in Lombardia o in Veneto trova un contesto e ha la possibilità davvero di arricchire la propria conoscenza e capire com'è la vita sul territorio. Allora segretario, la ringrazio moltissimo, ricordiamo questi campi della legalità che ospiteranno i giovani che si iscrivono naturalmente nel periodo luglio, agosto e settembre, inizio settembre prima dell'inizio delle scuole, e sono rivolti soprattutto ai ragazzi che hanno maggiorenni, dopo anche i minorenni con percorsi particolari. E io la ringrazio ancora. Voi cari telespettatori guardate sul sito internet dello SPCGIL, cercate i campi della legalità oppure quello di Libera. Buon proseguimento.